Un cappio pende sul Canal Grande dal ponte dell'Accademia. È stato appeso con un raid fulmineo dall'Associazione Italia-Iran per la democrazia e la libertà della nazione iraniana, in segno di protesta per la presenza della Repubblica Islamica alla Biennale d'Arte. L'esposizione mediatica mondiale di cui godono gli atti anche di protesta e denuncia posti in essere in occasione della Mostra Internazionale d'Arte Contemporanea hanno convinto gli attivisti dell'associazione a scegliere Venezia per far sentire la propria voce. L'Iran è il paese con il maggior numero di impiccagioni al giorno. La stragrande maggioranza delle vittime sono giovani donne, giovani uomini che vengono impiccati, condannati a morte con processo sommario solamente per dei reati di opinione o peggio ancora dei reati contro la morale, contro la religione islamica sciita duodecimana, ovviamente ritenuta tale dal regime fondamentalista. Non appena iniziata, la violenta repressione delle manifestazioni contrarie al regime in Iran era già stata denunciata in un flash mob a Santo Stefano con tutti i consiglieri comunali di Venezia. Pochi giorni prima una delegazione dell'Associazione dei Democratici Iraniani in Italia era stata accolta a Palazzo Ferrofini per ricevere la solidarietà del Consiglio regionale Veneto. Da allora le tensioni tra Iran e Israele hanno portato all'apertura di un ulteriore preoccupante fronte di crisi. Oggi, sopra il cappio, sul ponte dell'Accademia, un cartello recita «Il popolo iraniano vuole libertà e pace». Che informazioni trapelano dall'Iran attraverso i contatti che avete in quel paese? Sicuramente la popolazione è molto spaventata per quello che le potrà accadere, un attacco esterno che possa coinvolgere vittime civili è sicuramente una opzione da scongiurare. La cosa che gli oppositori iraniani ci dicono e auspicano è quello che il mondo occidentale possa più che altro isolare completamente il regime in modo da poter favorire una rivolta dall'interno che sia fatta da iraniani per raggiungere la libertà.